Francesco, ricorderai al nostro assessore che prima ancora della provincia, con Tosi e con la Lizzi, io andai al grande, al potentissimo club di Verona, Giulietta Romeo, che quello mantiene forza, passano i Tosi, infatti Tosi è passato, il grande sindaco, ma rimane e io sono andato là con in tasca una pergamena da buon friulano, però con animo in quel momento napoletano, cioè sveglio e furbo. Ho detto, come Agnello, ho venuto qui per farvi i complimenti che voi avete il grande mito di Giulietta Romeo che vi permette di non lavorare, di non fare un cavolo, grazie anche all'Arena, e vorremmo non noi fare la stessa cosa, ci mancherebbe, il friulano ha di lavorare degno tanti per Verone, ma dico però fare un accordo con voi, e tiro fuori la pergamena, e questi qua, vedendomi me friulano, buono, mite e anche un po' non dico ricoglionito, ma come si dice remissivo, hanno firmato tutto. Guarda caso questa pergamena diceva: noi di Udine riconosciamo, come ha detto l'assessore, che il mito shakespeariano è a Verona, però che la storia vera è venuta in Friuli. A questo punto è inutile farci storia, siamo sempre nel nord-est, ci uniamo, ci diciamo. Dopo un po' che abbiamo firmato questa pergamena, che è avvenuta ancora prima di Tosi, e abbiamo fatto un altro convegno a Verona al Castelvecchio, per cui questa cosa si è rinforzata, abbiamo le spalle sicure, anche se io ogni volta mi sentivo dire c'è disi al Verone, o dite vonde che se storia di Verone, perché il furlanse dice sempre permesso, si può comandi, dico si può una volta fare noi qualcosa in cui crediamo senza chiedere a Verona, a Papa, a Padre Eterno, e io ho fatto questo, e da quella volta, ma non solo, ho fatto il gemellaggio anche con Trieste per Miramare, i celebri amanti, e l'ho fatto anche con Teruel, dove c'è una cittadina, e questo sono per le orecchie di un assessore musica, che è in Aragona, che è la città dell'amore della Spagna, e ho fatto l'accordo con loro in cui si dice: noi della città dell'amore di Teruel facciamo un accordo con Udine, la città dell'amore di Giulietta e Romeo a Udine, e abbiamo fatto un accordo anche con loro. Ma perché? E ho saputo che questa città di Teruel in Aragona, no? Pensate, vive praticamente per questo. Alle spalle, diciamo, vive grazie a questo loro evento la storia di Isabel e di Diego, una bella storia d'amore vera con cui io mi sono, diciamo, gemellato. Allora io dico, possiamo che siamo solo noi cretini e rincoglioniti friulani da non utilizzare. Adesso vorrei che il assessore non dicesse aspetto per tutta la vita cosa dice il popolo, comincia tu a mostrare gli attributi e a fare quello che credi, perché noi ormai non possiamo. L'altro giorno ero come si dice, stasera vado in un bed and breakfast con un po' di gente che fa una festa, e sono sicuro che non mi chiederanno c'è mangi, mi diranno la prima roba c'è stise, che storia di Giulietta Romeo, e che altre idee si lata all'Estizza mi invita Valeria Grillo mi invita a fare era una riunione, incontro, voi dite mi inviterà a sostenere la causa di questa Valeria Grillo, che è una friulanista molto amante del Friuli, presidente di Identità e invece mi dice: Albino, parlerai di Giulietta Romeo, ma dico, qui tu devi parlare che devi raccogliere voti per diventare sindaco, e lei dice non c'è migliore maniera che la tua storia di Giulietta Romeo per diventare sindaco. A questo punto io dico, questa storia comincia a essere anche sfruttata da qualcheduno per diventare sindaco, dico, e sono esempi piccoli ma che dimostrano che la storia sta entrando nel tessuto nostro, oltre ovviamente, come ha detto l'assessore molto bene, sì caro assessore, entra nel tessuto naturalmente del turismo mondiale, almeno internazionale, che tu conosci bene, e cui auguro ogni bene. Però so che adesso anche l'assessore Cigolot alla cultura ha preso contatto con alcuni grandi architetti, compreso con Pietro Valle, che è il figlio del grande Valle, che ha fatto la planimetria della piazza, come vedete, come sai anche tu, no? Su quale si dovrebbe costruire questa struttura, e finisco, che rievochi il passato e che sia anche adatta con copertura a ospitare alcuni eventi, e quindi ridurre e fare bellina questa piazza, bellina, che adesso è quella che è. Allora, grazie. Coinvolgiamo, sì, mamma mia, senz'altro.
Ok, vi do la parola prima che lui me la tolga. Signora, venga qua, venga qua. Devo dire che ci vuole un luogo, perché uno va a Verona e vede un balcone finto, una tomba finta, però se non c'è niente, il turista viene e uno può raccontare la storia, ma un posto, un luogo, ci vuole. Solo questo dico io. Gli altrimenti vengono, sì, gliela racconti, ma... Visto che la piazza ora è in là si può fare qualcosa. Certo, grazie, questa è la domanda del Vorrei anche una cosa quello che dice la signora, però vorrei che questa futura struttura venisse anche alleggerita, diciamo, da alberi, da piante, ad esempio i rosetti che si intrecciano tra di loro, qualche albero per uno diverso, che sono come gli alberi innamorati e così. Insomma, anche per avere un'altra struttura, non solamente cemento, sappiamo anche per qualcosa, gli uccellini, così, insomma, di dare un po' qualcosa di romantico. Non possiamo solamente tempeggiare con la piazza riuscire a sfruttare lo spazio della chiesa, ecco, e eventualmente tirare, non so, io ad esempio non sono architetto, però un architetto del vetro, di mettere del vetro che magari una volta non c'era, però cerchiamo di fare qualcosa che dia al cuore qualcosa, ecco, con tante cassette, non so, io... Un esperto, qual è il rapporto fra questa storia nostra e quella di Masuccio Salernitano e quella di Matteo Bandello? Insomma, brevemente, cosa lega queste tre Facciamo storie? rispondere all'ingegnere Grosselli. Grazie. Allora, Masuccio Salernitano è stato il primo, 1470, e solo che i suoi protagonisti si chiamavano Mariotto e Ganozza, quindi il romanticismo si è perso già lì, e vivevano a Siena e più o meno li vediamo già innamorati, niente festa, poi si sposano di nascosto, lei deve sposare in realtà un altro, lui ferisce un cittadino, ma così gli dà una bastonata, non c'è quasi niente di drammatico, tutta una serie di avvenimenti. Scappa ad Alessandria d'Egitto, lei col frate lo inseguono ad Alessandria d'Egitto, lui torna a Siena, c'è la pozione che la rende come morta, grazie alla quale scappano, quindi più o meno gli elementi di Giulietta Romeo ci sono, a parte il nome, a parte la festa, il momento in cui si innamorano, e poi alla fine lei non è che proprio si uccide, ma va in convento e muore di crepafuoco, diciamo, muore dopo 20 giorni. È diversa. È chiaro che la parte centrale, spostata di città, aggiunti elementi più romantici e più fatali anche, aggiunta la festa all'inizio, nuova di Luigi da Porto, e aggiunti i nomi, Giulietta Romeo, diventa il punto di partenza poi che tutti hanno cominciato a copiare tenendo quei nomi. Come Bandello che ha copiato da Porto. Bandello da Porto era ancora vivo e lui già faceva circolare le novelle che sono state stampate poi anni dopo e l'ha ampliata. Anche Bandello, diciamo, ha perso perché l'ha resa più verbosa, però mantenendo poi quella linea che poi è passata in Francia, a Boston, poi in Inghilterra a Brooke e Painter e dopo a Shakespeare che è copiato, ognuno aggiungendo qualcosa. Aggiungendo. E soprattutto nella zona di mezzo era una storia morale. No, giovani, non fate queste cose. Grazie. Qualcosa su William Shakespeare, si sa qualcosa di, come posso dire, della vita? Della persona. È esistito o non è esistito? Tante ipotesi. Cioè, secondo voi le vostre ricerche? No, non mi sono spinto a Shakespeare, però una cosa che ho scoperto dopo aver cominciato qua, non ha, diciamo, copiato, poi
aggiunto ovviamente tutta la cosa che la rende gigantesca come storia. Non ha copiato solo Giulietta Romeo, ma non ce n'è una delle sue opere che non abbia copiato, perché non aveva il tempo. Lui aveva una compagnia teatrale, doveva scrivere, non poteva anche inventarsi le storie. Prendeva e adattava, era l'Oscar alla sceneggiatura non originale. Ma volete, Mi hanno distrutto volete mettere la capacità di Shakespeare di prendere quello che gli altri non riuscivano a fare, tipo, eccolo qua, giovane. Mentre stesso sono Roberto e sono qua interessato perché Un momento che Roberto parla in silenzio. io vengo dal comune di Livignano Teor e sono qua perché insieme a un gruppo di 10 ragazzi abbiamo formato un comitato che cerca di promuovere Villa Hotel Savognano, appunto ad Aris, di cui si sa che era di proprietà della madre di Giulietta e quindi sì, di Lucina, quindi probabilmente parte della storia è transitata anche per Milano. E niente, vuol dire che noi in quest'anno di attività abbiamo già fatto delle cose, no? Abbiamo iscritto la villa al PAI, al concorso dei luoghi del cuore, e abbiamo organizzato delle visite guidate. A marzo abbiamo organizzato delle visite, abbiamo fatto 100 persone, in cui abbiamo aperto la villa, abbiamo spiegato la storia e abbiamo anche spiegato l'origine del friulana, del mito di Giulietta. E adesso in aprile, anzi questa domenica, abbiamo un'altra visita guidata in cui sono prenotate 60 persone e anche vi diffonderemo, oltre alla storia della villa, anche la storia dei Savognan e di Lucina e Luigi. E poi a tutti gli sposi novelli civili voi mi regalate questo mio libro, è vero, mica per No, me, perché gratis. tra l'altro di questo sul fiume nella villa, in questi ultimi 5 anni l'amministrazione comunale ha celebrato oltre 100 matrimoni, di cui anche insomma, internazionali, quindi lì stiamo cercando nel piccolo di far uscire fuori questa storia, e mentre magari Coptine non c'è un posto, lì c'è un posto che è ancora in piedi, che quindi può raccontare una storia, quindi non sarebbe un monumento a ciò che non c'è più, ma è quello che c'è, quello che c'è da valorizzare. Prima la detto non solo Udine ma un territorio, il Friuli. L'Udine avrei di essere il capofila in pratica e metti ad un Sì, chiaro, però era un esempio pratico, diciamo, nel piccolo. Noi all'amministrazione quando avrà bisogno di qualcosa chiama di volta in volta quelli che sono il ricercatore, il professore, eccetera, quando va di lui farà un gruppo di lavoro di supporto e ciapal via. Professore. Allora, l'evento c'è, bisogna rinforzarlo, si può fare tutto di più, tutto si può migliorare. Si comincia a creare i pacchetti. Cosa si può fare concretamente a Udine e dintorni su questo tema? 2 punti. E nei vari comuni. E Udine e dintorni, certo tutta la provincia e anche. Cosa si può fare concretamente? Si fa una serata in cui si invita 1 o 2 albergatori, 1 o 2 guide turistiche. La regia tecnica è vostra, che sapete vita morte miracoli di questo. Deve essere garantita la veridicità scientifica di quello che si dice. Non si vende aria fritta, né in scatola, né in barattolo, né niente, deve essere scientificamente vero quello che si dice, e si fa i pacchetti, dopodiché si chiama contemporaneamente le agenzie di cami, 1 o 2 o 3 agenzie, e dice bene, vi interessa? No, se vi interessa bene, se no andiamo fuori e cercarne altra. Diceva il professore 10 anni fa, quando si è cominciato il comitato, e Albino ha messo il mio indirizzo mail, mi hanno telefonato dalla Slovenia. Cosa possiamo vedere? Abbiamo una corriera. Quello che volevo, organizzano 2 o 3 agenzie, sono anni che va. Il viaggio fine settimana era partito 2 volte l'anno, adesso lo fanno 5 volte l'anno per andare a Rogasca 3 giorni. E perché non andiamo all'albergo di Rogasca che fa pubblicità a una radio locale? Venite anche voi qui e ci mandano i pacchetti. Allora, noi veniamo là, il ritorno lo fate voi con la stessa corriera qua. Sentite, sapete che la madrina della storia di Giulietta Romeo, come vi ho proposto, è
Dalila di Lazzaro, che l'altro giorno era qui, e io ho parlato con lei per telefono tante volte, ma mai mi ha visto. Quando mi ha visto, io ho detto sono albino come lei, e lei non mi ha detto, mi ha detto Giulietta e Romeo, cioè anche quella mi ha studiato. Sono stato contento, ecco, una madrina d'eccezione così domani, tu che fai grandi interventi, è da portare, perché ha parlato in friulano, e questo è una cosa bella, era risolto al sindaco. Allora io dico, abbiamo dei punti da porre, vero? Dei testimoni. Ingegnere, un'altra robuta e dopo serena. Che prima non sono la Santa Pietà. Solo una cosa, allora c'è tanto da studiare. Io sai che sono bravo a trovare, ho trovato più cose di quante sono riuscito a leggere nel film. Ma insomma, c'è scritto che ho fatto un sito, che in realtà non è un sito, è un forum gratuito, si apre, quello che è importante, volevo buttare giù appunti, cosa si sa, ho diviso in 4 stanze, la prima sono i fatti, quando si va a scrivere nei fatti si scrive, questo l'ho letto in questo libro qua, a pagina tot, quello asciutto. 2 idee, lì si può buttare, ma secondo me Luigi era innamorato di Giulia, ecco, l'ho detto, lo puoi scrivere nella stessa idea, magari lo cerchi di argomentare. Libri, chi trova un libro dice, beh, io ho trovato questo, secondo me è importante perché è legato, eccetera. Ma poi soprattutto chi non è proprio di studiarsela, parole libere, uno va lì dentro e scrive quello che vuole. E così si crea diversi gradi di aiuto, di collaborazione. Ah sì, è scritto qua. No, finora l'ho scritto solo io, non ho fatto tante cose, ho cercato di farle bene per venire. Sì, bravo. Gregorio, bravo, grazie. Possiamo concludere.